La quarta edizione è una rassegna straordinaria che nel Comune di Limina trova ospitalità e che di fatto tutta la provincia di Padova, non solo ma anche fuori dai confini della stessa provincia, trova tantissime persone, concittadini che amano trascorrere delle serate a Limina in questa kermesse. È davvero veramente un momento sensazionale per la provincia, perché di fatto dà una risposta a tutti quei concittadini che magari non hanno la possibilità di trascorrere delle ferie o comunque trascorrere il periodo estivo a casa, ma lo fa in compagnia di grandi spettacoli, di grandi momenti di divertimento e soprattutto anche un momento di grande comunità, perché in queste serate, in questi momenti si fanno relazioni, si fa comunità e si fa quindi territorio. L'evento è patrocinato ovviamente dalla Regione Veneto insieme alla provincia di Padova, ma il grande contributo lo dà il comune ospitante, che è il comune di Limina, con degli sponsor importanti. Anche questo è un elemento caratterizzante, non così spesso diffuso, che vince il binomio di pubblico-privato che investe in cultura, in spettacolo e divertimento. La settimana di Ferragosto, dove storicamente tutti vanno in ferie, ma tanti, specialmente in questi anni di crisi, restano a casa. La manifestazione nasce per quello, per dare intrattenimento, felicità ed allegria anche a chi non va al mare o in montagna. Quest'anno abbiamo un parterre eccezionale, perché un grande tributo a Lucio Battisti negli 80 anni dalla nascita aprirà le serate di Limina Estate e poi ci sarà la seconda serata con i grandi artisti degli anni 80 e 90, i Jalis, Viola Valentino, Alberto Camerini, Alessandro Canino, quindi una serata nostalgia degli anni 80, i grandi successi di Zucchero, Renato Zero e Vasco, la musica italiana con Enrico Marchiante, quindi un amico che si presterà anche lui a portare spettacolo ed allegria a Limina, e chiuderemo l'ultima sera con l'unica band tributo in Italia che sta girando l'Europa ai Maneskin. Sono i Måneskin, ci abbiamo messo un bel po' per trovarli, ma siamo riusciti ad averli proprio a Limina. Saranno ospiti da noi il 16 di agosto e abbiamo già cominciato a ricevere tantissime telefonate per sapere appunto i dettagli della serata. Si potrà cenare sotto i porticati della Barchessa e sarà l'occasione per la comunità e per tutti gli amici di stare in compagnia. L'evento è nato grazie all'Associazione Amici della Musica, che sono, diciamo, il mio braccio destro, e ringrazio il presidente Paolo Parisato, perché grazie ai volontari e grazie appunto a queste associazioni si riescono a realizzare questi eventi. Le mani, diciamo, e la forza del comune, di un assessore, arriva fino a là, poi ci sono dei supporti molto validi, quali sono loro, che sono riusciti a calamitare anche migliaia di euro di sponsor per chiudere la manifestazione. Ci sono dei costi che sono incredibili per realizzare eventi di questo tipo, e quindi c'è bisogno proprio di gente che si muova e che alzi il telefono per chiedere aiuto ad altri amici.